Questo servizio è offerto dal Santone di Avella. Oroscopo settimanale dal 29 agosto al 4 settembre 2022. Ariete. 21 marzo-20 aprile. Di questo Mercurio che si piazza in opposizione poco te ne frega, perché tanto tu non avevi certo nessuna intenzione di usare tutte le energie a tuo favore. Di Giove. Di Marte e anche di Venere. In ufficio. Quindi la bocca la userai soltanto per mangiare o baciare. A chi vuole sentirti dire qualcosa di intelligente dirai di ripassare tra un mesetto almeno. 21 aprile-20 maggio. Quando ti senti poco amato ti viene l'ansia del possesso. Frigorifero pieno. Ordine a 3 cifre. Almeno, nel tuo negozio online preferito e ore ed ore passate a rimirare i tuoi averi. Anche in amore. Sarai solo quando ti si faranno delle dichiarazioni d'amore molto compromettenti e con nessun margine di vaghezza. Ma anche qua la contentezza durerà solo il tempo di distrarre la gelosia. Gemelli. 21 maggio-21 giugno. Con anche Mercurio dalla tua parte direi che il tuo sex appeal sarà davvero incontenibile. Che tu voglia conquistare il tipo più fico di tutto il locale oppure convincere sconosciuti ad investire nel tuo fantastico progetto di business, sappi che ci riuscirai. La tua parlantina affascinante e carismatica ci terrà tutti attaccati come il biadesivo. Cancro. 22 giugno-22 luglio. Svogliato ma simpatico. Questo è il riassunto della tua settimana. Infatti il cervello si sta piano piano chiudendo come gli ombrelloni nelle file ultime dello stabilimento balneare. Senti come se di vano si erano tutti dimenticati di te e non ti resta che farti le coccole da solo. Una bella serata gelato e con le nuove serie TV sarà il modo migliore per affrontare la settimana di rientro. Leone. 23 luglio-22 agosto. Sento un sonoro. Chi se ne frega. Levarsi dal tuo cervello quando Saturno ti ricorda tutte le cose che hai rimandato a settembre. Adesso finalmente tu ti senti libero e, come quando ci si diverte parecchio in discoteca, non hai nessuna voglia di tornare a casa. Nemmeno quando le luci sono accese e la musica ormai passata. Divertiti ancora un po'. Vergine. 23 agosto-22 settembre. Mercurio ti ha abbandonata ma ho come l'impressione che non sarà un lungo addio perché a breve te lo ritroverai tra i piedi. Quindi passerai in men che non si dica dall'avere la risposta pronta ma acida al non averne proprio. Né di risposte né di domande. Nel tuo cervello si sente l'eco come nel frigorifero appena tornati dalle vacanze prima di andare a fare la spesa. Bilancia. 23 settembre-22 ottobre. Adesso sì che ti senti davvero invincibile con anche Mercurio nel tuo segno zodiacale. Anzi, direi che è proprio perfetto. Il pianeta del pensiero dalla tua nel momento in cui ti appresti a mettere le basi di programmazione per i prossimi mesi fino alla fine dell'anno. Ti senti così sul pezzo che quasi quasi azzardi anche qualche investimento folle. Scorpione. 23 ottobre-21 novembre. Qualsiasi decisione ti convince al massimo per una decisione di minuti. Poi devi subito tuffarti nelle ansie. I dubbi. Le paranoie. Le controindicazioni e le certezze di fallimento. In tutti i casi la serenità non ha nemmeno il tempo di annoiarti perché la proverai per pochissimi minuti nell'arco di un'intera giornata. Per fortuna tu sei il segno che sa sopportare il tormento meglio di tutti gli altri. Detto questo, rispetto all'estate appena trascorsa, sappi che le cose stanno migliorando. Sagittario. 22 novembre-21 dicembre. Per fortuna almeno Mercurio ritorna dalla tua perché. Altrimenti tutte le buone intenzioni di dichiarare il tuo amore, fallendo clamorosamente.
Avevi come l'impressione di esprimerti in un'altra lingua e di sbagliare decisamente la pronuncia. Adesso potrai dare ampio sfogo alle coccole, ma chiarendo fin da subito che di sesso non se ne parla. Capricorno, 22 dicembre-21 gennaio. Ti è piaciuto molto nelle settimane appena trascorse per poter fare il maestrone e invece ti sentirai come colto in fallo nel non sapere le date della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, se vuoi un consiglio, cerca di stare nel tuo cantuccio senza voler viaggiare perché la gaffa è davvero dietro l'angolo. Acquario, 21 gennaio-19 febbraio. Pazienza per l'amore, caro Acquario. Perché tu hai tante di quelle buone qualità intellettuali che per conquistare qualcuno non hai nemmeno bisogno di toglierti le ciabatte da piscina. Sei assolutamente irresistibile per quello che dici, per come lo dici e per i tuoi pensieri geniali. Per fortuna, pare siano sempre di più le persone che mettono al primo posto delle qualità che cercano in un partner proprio l'intelligenza. Pesci, 20 febbraio-20 marzo, diciamo proprio che la luna nuova del weekend appena trascorso ti ha proprio steso. Vorresti chiuderti nella torre d'avorio come il mago a studiare pozioni magiche per zittire tutti quelli che ti circondano e che ti innervosiscono. L'amore non ti attira nemmeno se ti propone un ultimo weekend al mare.